Buonasera e benvenuti all'ultima serata di Pordenone Pensa, rassegna di idee organizzata dal Circolo Culturale Eureka. È la chiusura di questa 14ª edizione affidata ad un giovane talentuoso che il mondo ci invidia. Ad intervistarlo è la giornalista Marianna Maiorino, che accogliamo sul palco. Ecco, diamo il benvenuto a Giulio De Angeli. Buona serata. Funziona. Allora, sto un attimo in piedi e poi mi siedo. Allora, io quando è uscito questo libro, era a gennaio credo, nel 2022, l'ho visto in vetrina, mi sono fermata davanti alla vetrina e ho letto il metodo geniale, i segreti del cervello per apprendere velocemente e amare lo studio. Mi è nato subito un sorrisino, non vi nascondo, sarcastico. E ho detto, ecco un altro manuale che promette delle cose impossibili per persone normali, insomma, un altro manuale un po' così. Poi vado a casa, mi è rimasto in mente un po' il nome, vedo che ho preso, che ha, come diceva prima Ileana, insomma 5 lauree, 5 lauree, dico vabbè, anche gli anziani a 80 anni ci sono quelli che prendono tante lauree, però insomma in 20 anni 4 lauree riesci a prendertele. Poi mi cade l'occhio sugli anni, dico no, 26, c'è qualcosa che non va, insomma a questo punto mi sono seduta e ho detto ok, vediamo un po' di capire qui la situazione com'è. 150 esami in tutto, uno alla settimana praticamente, più o meno, 30, la media del 30, tutte le lauree con la lode. Allora qui dobbiamo parlare, perché il sorriso poi luciferino mi è scomparso e ho detto qua voglio scoprire di più su questo ragazzo. E ho visto che tu sei però comparso veramente sulla scena nel 2013 perché hai vinto un concorso che ti ha portato proprio a livello internazionale, a un concorso di neuroscienze, e lì ti sei classificato secondo. E tu hai detto, questa cosa, questo concorso mi ha cambiato la vita. Io voglio sapere da te che cosa è successo in quel 2013 e cosa è significato per te quel concorso. Prima domanda. Buonasera a tutti. Permettetemi innanzitutto di ringraziare davvero gli organizzatori, tutti voi, siete affettuosissimi. Cioè, davvero, è veramente un piacere immenso essere qui con voi questa sera. Ma io tengo a sottolineare che io ci credo davvero, non sono frasi fatte, il discorso che sia solo questione di metodo, cioè non sono slogan. Io sono fermamente convinto che sia questione di motivazione e certo di metodo, e alla fine la motivazione anche lì bisogna farsela venire in un certo modo, bisogna catalizzare che la nascita di questa motivazione. Detto questo, allora, per venire alla domanda, sì, effettivamente le Olimpiadi delle neuroscienze mi hanno cambiato la vita. Io da bambino dico sempre ero un creativo, cioè i miei giochi preferiti erano i Lego e programmare, ho iniziato a programmare molto presto, perché erano le cose che mi consentivano di creare, avere delle idee originali e di realizzarle con le mie mani. E poi avevo fin da bambino un'attrazione quantomeno insomma intuitiva verso la medicina. E poi un giorno ho capito che potevo fare le due cose assieme, cioè che si poteva essere creativi in medicina, non in ospedale, quello non va bene, ma quantomeno essere creativi in ambito medico, cioè fare ricerca. E quindi coniugare questa vena così di originalità che a me piaceva tanto con i problemi medici, e quindi ho capito che volevo fare ricerca. Diciamo che quel concorso un po' ti ha stuzzicato, proprio ti ha fatto capire che potevi farlo, che era nelle tue corde? Ma quello è stato poi, una volta arrivato appunto alla scuola superiore, questo era un concorso che veniva offerto a tutti gli studenti. Chiaramente era del tutto fuori programma, per cui dovevi avere, come dire, l'iniziativa di studiarti quegli argomenti, e io sono convinto che gli argomenti che studiamo per nostra motivazione, non perché siamo obbligati a farli, ma perché vogliamo imparare, sono quelli che ti rimangono nel cuore.
per tutta la vita. E per me neuroscienze è stato così. Io ricordo sempre, per esempio, le vacanze di Natale che feci quell'anno con questi libroni di anatomia in cui c'erano questi cervelli tutti con delle strutture, con dei nomi assurdi. E io ricordo che andavo a guardarmi uno per uno questi nomi assurdi, cosa volevano dire, cos'erano tutte quelle strutture. Poi c'erano varie fasi, c'era la fase locale, regionale, nazionale. La nazionale ne prendevano uno e lì, parliamoci chiaro e senza falsa modestia, è anche questione di fortuna. Perché... no, ma non è falsa modestia nella misura in cui l'ultima prova, ragazzi, c'erano 5 finalisti, domande con 15 secondi a domanda, lì è anche fortuna. Però insomma, ce l'ho voluto. Qualcuno a caso, stai dicendo? No, è fortuna nel punto in cui a un certo punto dall'ansia potrebbe succedere che non ti vengono in mente le parole. Ai 15 secondi. E, insomma, non è successo e quindi sono stato selezionato per andare al mondiale. E chiaramente mi ha cambiato la vita. Al mondiale le prove erano un po' diverse, perché mentre prima, fino alle nazionali, i cervelli erano comunque con strutture verdi, rosse, blu, eccetera, per dire, l'anatomia al mondiale era sul cervello umano. Quindi immaginate una tavolata con 20 cervelli umani sopra, e degli spilli su questi cervelli, tutto grigio, nel cervello umano, cioè alla fine non ci sono le strutture e devi fare il riconoscimento. C'era una prova di istologia su vetrino, c'era una prova di clinica che si fa al secondo triennio medicina, per cui dovevi fare diagnostica richiedendo dei test diagnostici e poi facendo diagnosi, appunto, e c'erano 2 prove di fisiologia, anche lì con 30 secondi a domanda, però la differenza è che le domande non erano più da una parola, erano tipo 3 righe di testo e avevi 30 secondi, e quindi anche lì una prova di nervi, non indifferente. Però, di nuovo, fare... ti si è accesa la passione? Ma sai cos'è? Neuroscienze è un ambito che si presta a essere... è un ambito che nasce multidisciplinare e si presta ad essere approcciato con questo... con questa moltitudine di mindset, di forme mentis, ecco. Allora andiamo avanti, perché sì. Abbiamo il percorso sì. che hai fatto è molto interessante ed è ricco. Io nel mio incipit volevo concludere dicendo che quando poi ho scoperto tutta la sua storia mi è venuto in mente Bolt, il campione, il velocista. Ma questo perché? Perché è l'uomo dei record. Ma i record non sono record, come tu hai detto, non sono poteri sovraumani. Alla fine, quando una persona rompe un record, non avete notato che quel record viene poi raggiunto da anche altre persone? Quindi è fondamentale, perché è proprio questo il punto. Cioè, la nostra l'università, se pensiamo a come era anche solo mezzo secolo fa, erano dei percorsi professionalizzanti, sostanzialmente. Per dire, quando è nato il famigerato decreto Regio, quello che vietava la coiscrizione a diversi corsi di laurea, è nato negli anni 30, quando c'erano 10 corsi di laurea. È molto interessante andare a vedere, l'ho letto il testo del decreto Regio, molto interessante. Non dubitavamo. No, ma è molto, cioè uno vede come intendevano l'università, è una cosa completamente diversa da come la intendiamo noi, erano percorsi squisitamente professionalizzanti. Oggi non è più così, se Dio vuole. Oggi l'università ti deve dare degli strumenti che poi trascendono dall'applicazione della professione, ma sono piuttosto flessibili e applicabili a tanti problemi, cioè ti danno più che altro gli strumenti mentali più che la conoscenza pratica della professione, no? E per questo la scienza ha bisogno più che mai di essere multidisciplinare. Ma multidisciplinare non significa, che ne so, prendere il corso di laurea di biologia e aggiungere l'esamino di matematica. Quello ti dà qualche conoscenza in più, ma non ti dà la forma mentis, e la forma mentis è la cosa fondamentale. Per fare ricerca oggi abbiamo bisogno di multidisciplinarietà, per fare multidisciplinarietà abbiamo bisogno di contaminarci, andare fuori dai nostri corsi di laurea professionalizzanti e contaminarci con gli altri orticelli. È tutto il contrario che hanno fatto un po' gli americani con il loro stile di andare però a perfezionarsi, a specializzarsi in un settore unico. Neanche tanto, perché in America invece è comune avere gente che si laurea, ci sono i major e i minor in America, e non è così raro in America trovare, che ne so, uno che ha fatto il major in filosofia e il major in biologia, per dire. Ce ne sono di queste figure ibride. E in Italia c'era un po' questo, questo stigma che nasceva Tu come l'hai superato questo problema? Perché la normativa poi è rimasta, c'è il certo. problema di non ci si può iscrivere a 2 facoltà contemporaneamente in Italia. Adesso si può. Allora, non si poteva quando l'ho fatto io, non si poteva essere coiscritti, però
fortuna ha voluto che c'è stato un grande studente, io stimo tantissimo, uno dei miei eroi, che è Carlo Maria Rosati, che nel 2010 è stato il primo studente a Pisa, alla Scuola Sant'Anna, a laurearsi in medicina e ingegneria. E lui ha dato esami di ingegneria fin tanto che era studente di medicina, si è laureato in medicina, poi si è iscritto a ingegneria e ha ereditato gli esami che aveva dato. E quindi si è laureato anche in ingegneria. E ha sdoganato questa possibilità, perché è stato, come dire, è stato una proof of concept, come si dice, no? Ha dimostrato che era possibile. Che si poteva fare, come sì, dicevamo prima dei io, record. Infatti nel mio piccolo spero di aver fatto la proof of concept che si può fare, come dire, contaminarsi in maniera ancora più pazza e quindi ancora più orticelli. Sì, infatti c'è già un altro ragazzo che ha 6 lauree, anche lui in pochissimo tempo, quindi che diventi virale questa cosa. Quella è l'obiettivo, assolutamente. Allora però, tu ti iscrivi a medicina, questa è la tua prima facoltà, sì. Dopo 2 anni, non so, ti avanzava tempo, come ti è nata l'idea di iniziare a studiare? Scusa, hai deciso di iscriverti a? È nata esattamente così, cioè dopo un paio d'anni facevo solo medicina, ok, un po' di noia, voglio dire, sempre solo quello. Per cui la gente normale, la gente sana di mente va in vacanza, la gente un po' matta dice cosa posso fare di diverso? Ci sarebbero per esempio una forte lacuna, se uno vuole fare ricerca e fa solo medicina, come dire, si porta dietro un po' la lacuna di non aver mai masticato della matematica. E quindi iniziamo a fare un po' di matematica. Tra l'altro, un aneddoto, questo non l'ho messo nel libro, è abbastanza interessante. Uno degli aneddoti rivelatori appunto, della mia vita, in Sant'Anna di solito fin dal primo semestre andiamo a fare ricerca. Bene, anch'io sono andato a fare ricerca in CNR, mi sono divertito come un matto. Ho visto per la prima volta fare ricerca con Arduino, che sai, è questo processore che uno può programmare. Mi è venuta voglia di fare dei progettini con Arduino, quindi farmi i miei circuiti, programmarmi. Insomma, long story short, volevo fare una tastiera con delle resistenze, aveva una funzione in 4 dimensioni, però non avevo mai fatto analisi 2, non sapevo maneggiare funzioni in più dimensioni, non conoscevo il gradiente, queste cose qua. E quindi ero disperato, cioè, per trovare il massimo di questa funzione mi ero ridotto malissimo, andarlo a cercare proprio per forza bruta, a fare dei tabulati, a cercare il massimo, una roba oscena. E quindi ho capito che era forse il caso di metterci una pezza e iniziare a studiare matematica. Ho iniziato a studiare matematica, mi divertivo come un matto. Torno da Cambridge alla fine del secondo anno, do il mio primo esame di matematica, analisi 1, mi sono divertito veramente come un bambino. Ma più che altro divertente, cioè, anche perché è diverso, cioè vieni da medicina, una cosa completamente diversa, e vedi una forma mentis che non ha niente a che fare con quella da cui provieni, è lì il bello. E poi insomma vedevo che mi divertivo, la media rimaneva la stessa, quindi non stavo soffrendo per questa circostanza. Quindi vuoi non divertirti ancora di più? E quindi alla fine del terzo anno ho iniziato a dare esami anche di biotecnologia. Ora ce ne aggiungo una, ascolta, io rilancio. È stato così divertente, Vorrei che tu raccontassi invece un episodio che secondo me è veramente molto significativo. Quando tu hai deciso di prendere la seconda laurea sei andato a parlare con un professore. Sì. Hai già capito. Vai, allora. Più di uno, quale? Quello del professore che ti ha portato nel corridoio e ti ha fatto vedere un'immagine. Quello è stato epico. Esatto. Allora, vado a parlare con questo professore, quello che poi diventerà il mio professore in analisi 1, e gli spiego insomma, la mia motivazione, spiego che vengo da medicina, voglio contaminarmi, fare qualcosa di quantitativo, voglio dare esami di matematica. E dice che faccio benissimo. E mi dice seguimi. Seguo. Siamo Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa. Seguo questo professore, questi corridoi, io sembravo proprio un pesce fuor d'acqua, figuratevi, venivo da dipartimento completamente diverso, non c'ero mai stato. Mi porta in questo corridoio, c'è un poster che si intitola più o meno ricercatrice medica scopre l'integrale e riceve 300 citazioni. Lo trovate in internet, ha fatto notizia. Sostanzialmente nel 93 c'era una diabetologa che ha pubblicato un paper su una rivista rispettabilissima, di primo ordine, insomma, clinica, che si intitola più o meno nuovo metodo per stimare l'area sotto la curva di resistenza glicemica. Peccato che questo metodo è l'integrale, che i matematici conoscono da fine Settecento, da Leibniz e Newton,
E quindi, cioè, se guardate la figura, c'è il plurirettangolo, proprio quello scoperto ai tempi ancora. E questo testimonia che non solo questa poveretta, ma intanto testimonia che questa poveretta ha reinventato veramente la ruota, cioè tanto di cappello, cioè, però testimonia anche un problema di fondo nella scienza, cioè gli orticelli, il fatto che molto spesso tendiamo a non uscire dal nostro orticello, dal seminato, e non vedere quello che fanno i nostri colleghi di materie adiacenti alla nostra. E quindi testimonia il fatto che né lei, né gli editor della rivista, né chi l'ha citata, sapeva che forse... esatto, forse c'è... No, e poi la cosa più bella è che in questo articolo, verso l'inizio, c'è una frase indimenticabile che dice che questo metodo è talmente flessibile che non solo funziona con la curva di resistenza glicemica, ma funziona con tutte le curve metaboliche. Ecco. Quindi questo ci insegna proprio quello che dicevi prima, la multidisciplinarietà è fondamentale. Assolutamente, anche perché le conoscenze per forza di cose vanno via, non durano tanto, ma per come siamo strutturati, sarebbe bello se il nostro cervello fosse come un hard disk che si ricorda tutto anche dopo anni. Non è così, la forma mentis, quella ti resta tutta la vita, e quello è lo scopo di questa operazione di multidisciplinarietà. Allora, andiamo un po' a scoprire com'è un po' la tua giornata, perché dai miei conti la tua giornata dura almeno 144 ore, oppure tu hai scoperto un sistema per dilatare il tempo e quindi un'ora in realtà ne comprende almeno un mese. Allora, la mia giornata devi tipo... farci un po' capire, esatto, io come dico sempre... hai gestito 5 facoltà nello stesso tempo? Ma in realtà in maniera molto semplice. Allora, la mia giornata tipo, io dico sempre che la mia giornata tipo è estremamente rigorosa e consiste nel rigorosamente non avere una giornata tipo, perché è fondamentale, cioè io non riuscirei a tollerare uno stile di vita in cui, ripeto, io non sopporto stili di vita ripetitivi, non sono capace strutturalmente. Quindi ho bisogno di divertirmi, cioè di fare cose molto varie, o meno, quantomeno sufficientemente varie da essere stimolato intellettualmente. E semmai la dilatazione del tempo consiste nel non sprecare tempo, perché a conti fatti, come dire, uno stile di vita normale spreca una quantità di tempo formidabile fra trasporti, code, chiacchiere sul nulla, che io francamente trovo molto noiose, ecco, almeno personalmente, io non sopporto il chit chat, no? Il chiacchierare di nulla, ecco. Se riusciamo a eliminare tutta questa parte ridondante della nostra vita, ci rimane molto molto tempo, e quindi come si fa? Beh, in tanti modi, uno dei quali è il discorso della pervasività, cioè cercare di, come dire, rendere la nostra giornata piena di operazioni fruttuose, e quindi saperle parallelizzare, ma con saggezza, perché alcune cose, il multitasking di solito è qualcosa di poco fruttuoso, soprattutto se uno prova a fare multitasking fra operazioni che richiedono un impegno mentale. Ma fare multitasking fra operazioni automatiche, camminare per esempio, e lo studio, questo è assolutamente compatibile, cioè le due operazioni sono assolutamente compatibili, perché camminare è automatica. Quindi se uno riesce a riempire questi tempi vuoti, che non richiedono impegno intellettuale, e riesce a utilizzarli in maniera fruttuosa per portarsi avanti con lo studio, leggere cose, ripetere, e questo è già il primo passo. E poi l'altra cosa è adoperare metodi di studio che siano effettivamente efficaci, perché evidenza vuole che purtroppo l'essere umano sceglie spontaneamente metodi che sono catastrofici come efficienza. Cioè, è evidente che noi non siamo nati per studiare evolutivamente proprio, e noi scegliamo metodi veramente poco efficienti, insomma. Tu ti sei rifatto a persone che già nel passato, mi riferisco a Giordano Bruno, insomma, hanno lasciato dei sistemi per apprendere più velocemente, per memorizzare. Li hai guardati prima di fare il tuo libro, oppure ti sei basato solo sulla tua esperienza? No, mi sono basato sull'evidenza scientifica. Gli antichi erano formidabili mnemonisti, ma erano pessimi dal punto di vista dell'evidenza scientifica rigorosa, cioè mancava la scienza rigorosa fatta con dei gruppi di controllo, fatta con uno studio organizzato. Lo studio organizzato ha dei criteri, per cui ci devono essere delle popolazioni, ci deve essere una numerosità del campione sufficiente per giustificare una certa potenza statistica, eccetera. Tutte queste cose sono nell'ultimo secolo, non ce l'avevano gli antichi purtroppo.
e sono figlie di Galileo, queste cose, ecco. Bene, e quindi gli antichi erano formidabili mnemonisti perché chiaramente non avevano altro, non avendo il computer dovevano sopperire alla mancanza tecnologica con la loro testa. Quindi dal punto di vista della generazione di mnemotecniche erano veramente molto più bravi di noi. Però l'importanza delle mnemotecniche non deve essere, come dire, sopravvalutata, perché lo studio non è fatto solo di imparare l'elenco del telefono. La mnemotecnica ti serve a imparare l'elenco del telefono, certo, senza la mnemotecnica non ce la fai, c'è gente che riesce a imparare decine di migliaia di cifre di pi greco, per dire. Questo è unicamente grazie alle mnemotecniche. Però lo studio è qualcosa di diverso, lo studio è sostanzialmente creare connessioni. Perché questa è come siamo fatti, lo spiego nel primo capitolo. La nostra memoria, si dice in neuroscienze, che ha un paradigma relazionale, cioè il nostro cervello non immagazzina sequenze di bit come fanno i computer, immagazzina un unico tipo di file, connessioni in ultima analisi fisiche fra circuiti elettrici sostanzialmente del nostro cervello. E quindi lo studio deve essere una catalisi della formazione di queste connessioni, non nell'elenco del telefono. E questo purtroppo non è figlio della tradizione appunto letteraria, è figlia della scienza di Galileo, insomma, della scienza galileiana. E anche della creatività, che tu è una parola che usi tantissimo. Come certo. si fa a essere creativi nello studiare? Ma variando, quindi avendo anche qui è una sorta di, come dire, multidisciplinarietà in piccolo. Così come la multidisciplinarietà consiste nell'avere un toolbox di tanti attrezzi, di modo che quando vieni posto davanti ad un problema sai qual è l'attrezzo migliore per affrontarlo, beh, è la stessa cosa nello studio. Uno deve avere una pletora di metodi, di modo che, posto dinanzi ad una certa materia, sappia scegliere sia il metodo più adeguato, perché insomma anche lì ci sono alcune differenze, insomma, di quali sono più adatti, no, alla specifica materia, e anche, posso dire, diversificare un po', perché applicare sempre lo stesso metodo di nuovo è qualcosa di ripetitivo e francamente non rientra nelle mie corde. Quando funziona, perché lo devi cambiare? Cioè, quando... per non annoiarti, ovviamente. No, io ne ho applicati veramente, variavo molto il menù, ma mi piaceva farlo, ecco, insomma. E poi mi piacevano soprattutto questi metodi creativi dove io creavo le mie dispense, mi creavo i miei autotest, mi piaceva creare con le mie mani, insomma, mi dà soddisfazione. Allora, ad esempio un autotest che hai fatto, delle costruzioni che ti mettevi, perché tu un'altra cosa che dici spesso è quella che non bisogna vergognarsi. Oh sì, vero. Infatti il mio sogno era, quando ho presentato il libro a Pisa, dovete sapere che a Pisa non ha molto verde il centro di Pisa, una città medievale, però c'è un'isola verde che è il Lungarno, che i pisani chiamano il Viale delle Piagge, io l'ho sempre chiamato il Lungarno. Io andavo lì a studiare perché era il polmone verde della città, insomma, c'era la qualità dell'aria era buona e quindi respiravi, proprio non sentivi l'affaticamento mentale dovuto a rimanere chiuso nella stanza, e poi potevi camminare. Ci sono anche lì evidenze scientifiche, sperimentali, rigorose, che dimostrano c'è una correlazione con l'attività fisica. Benissimo. C'è solo un problema nello studiare ad alta voce in pubblico, che c'hai un pubblico. Quindi la mia personale soluzione è sempre stata quella di ignorarli e ripetere ad alta voce ugualmente. Io non ho idea tuttora di quante migliaia di cittadini di Pisa abbiano visto questo pazzo scatenato che parlava da solo nel viale, andando avanti e indietro al Viale delle Piagge, e il mio sogno era presentare il libro a Pisa, che qualcuno alzasse la mano e dicesse: ecco chi era quel deficiente che parlava da solo tutti i giorni. Però questo... Beh, io veramente lo consiglio a tutti, cioè nella misura in cui siete consci del fatto che state adoperando un comportamento virtuoso, e lo studio secondo me è il comportamento più virtuoso che esista, ma bisogna ignorare quella pressione sociale, quello stigma sociale che alle volte circonda un po' questa sfera secchionoide, diciamo, di comportamenti. Nella misura in cui razionalmente decidi, questo è il comportamento virtuoso, e anzi, se io studio adesso, anche se sono in treno, poi quando torno a casa risparmio tempo, va benissimo, cioè, quante volte io ho tutte le foto di quando studiavo in treno con tutta sta marea di libri, per dire. Quindi il mio invito è veramente di fregarsene di questo stigma sociale e
procedere in maniera proprio molto tranquilla. Tu prima hai usato la parola secchionaggine. Sì. Ti hanno spesso dato del secchione e ti hanno, non so, detto, non so, non puoi studiare sempre nella vita. Ti hanno attaccato in qualche modo. Quello molto, ma il punto è che queste persone non hanno idea del mio stile di vita, cioè, forse a qualcuno farebbe piacere credere che io sia sempre lì a studiare. Peccato che non è così, faccio tantissime altre cose in realtà che mi piacciono molto. E ti hanno detto, no, fatti una vita, io ho letto da qualche parte. Sì, prima non hanno la più pallida idea di quanto io mi diverta. E mo glielo diciamo. Ecco. E secondo, lo studio quando è fatto bene non è solo stare sui libri, anzi, è proprio per questo aspetto, no, di contaminarsi, è fondamentale andare quindi a vedere, per esempio, a toccare con mano che aspetto ha una certa materia quando proprio prende vita in laboratorio piuttosto che nelle diverse professioni, insomma, specie all'inizio, perché uno degli, come dire, degli aspetti, delle lacune che alle volte ci sono, secondo me, nell'idea che abbiamo comunemente del metodo didattico è che sia sufficiente studiare sui libri. Per dire, cioè, il punto è che affinché ti venga voglia di studiare quella materia, devi prima capire che c'è vita dietro quelle pagine, per cui devi capire che ci sono un esercito di persone che amano visceralmente quella materia, che quelle nozioni le adoperano su base quotidiana e quindi quelle nozioni sono utili e quindi è lì che c'è quello che ai giornali è piaciuto molto, il momento capra. È lì che ti viene il momento capra, che dici, ti senti una capra in quella materia e ti viene voglia di studiarla, ma non perché c'hai l'obbligo di dare l'esame, perché sta scritto nel curriculum della tua facoltà, eccetera, eccetera, ma perché non vuoi essere una capra, è lì la differenza cruciale. La consapevolezza Sì, però la consapevolezza ti viene esponendoti alla materia, quindi andando in laboratorio, andando a fare shadowing. È curioso che in italiano non abbiamo una parola per dire shadowing, andare a seguire un professionista nella sua vita quotidiana. È lì che capisci che quelle nozioni servono a qualcosa, non solo a chiacchierare, ecco, cioè. Allora, nella redazione di questo libro c'è qualcosa che mentre lo scrivevi ti ha profondamente colpito, cioè che l'hai scoperta scrivendo il libro? Forse che a volte approfondendo capita. Sì, allora io sarò sincero, nello scrivere il libro, io sono partito, per scrivere questo libro, allora il mio primo progetto di ricerca è stato sulla memoria. Io al primo anno, dopo la prima esperienza a Pisa, il mio primo progetto di ricerca fuori Pisa, ecco, è stato sulla memoria, a Genova, Istituto Italiano di Tecnologia con il professor Benfenati. E ho studiato questo meccanismo dell'ippocampo, una cosa molto complicata, un'onda particolare, si chiama Sharp Wave Ripple, che è sostanzialmente l'onda, semplifico in maniera vergognosa, comunque è l'onda con cui sostanzialmente fissiamo i ricordi durante il consolidamento della nostra memoria a lungo termine. È un fenomeno nel nostro ippocampo che è fondamentale per ricordarci le cose a lungo termine, sostanzialmente. È un fenomeno di una bellezza stravolgente e quindi io provenivo da una letteratura squisitamente scientifica sulla memoria e anche proprio riduzionista, proprio molto analitica. E poi l'altra base, come dire, di conoscenza, oltre agli esami di medicina, psicologia, l'altra mia base era quella, come dire, autoinflitta, quindi la mia esperienza personale. Semmai quello che ho fatto per il libro è stato confrontarmi con la letteratura divulgativa esistente per vedere un po' cosa si dice al di fuori della letteratura scientifica. E quindi ho trovato che, secondo me, come dire, c'era un margine di miglioramento significativo per due motivi. Primo, che gli autori spesse volte, chiaramente non tutti, però spesse volte non sono neuroscienziati, non provengono da quella fase di leggere la letteratura, quella vera. E quindi manca un po' la parte di rigore scientifico, tanto è vero che la stragrande maggioranza dei manuali di metodo di studio, quelli che menzionavi prima, se guardi alla fine e cerchi la bibliografia, non è che è fatta male, non c'è, non pervenuta. E questo ti dice lunga, no? Te la dice lunga sul tipo di rigore che c'è dietro, perché su che base tu mi stai dicendo questi dettami? E non certo sulla tua auctoritas, no, ci deve essere la base di studi sperimentali che hanno dimostrato quelle evidenze. Quindi ci deve essere la bibliografia, è sacrosanto. E poi l'altro aspetto, avevo un po' la sensazione, leggendo molti di questi altri manuali, che si parlasse dello Yeti, cioè di qualcosa che tutti sanno come è fatto e nessuno l'ha mai visto.
Perché, come dire, ci sono metodi di studio anche validati, alcuni anche validati in maniera rigorosa, che però non sono applicabili nella pratica. Cioè, per esempio, ci sono dei metodi di lettura estremamente rigorosi. Su questo non si discute, si può dimostrare in maniera sperimentale che sono efficaci, cioè il gruppo che adopera quel metodo fa meglio del gruppo che non lo adopera. Però, quando sei in quelle settimane meravigliose in cui c'hai l'esame fra 3 giorni, quel metodo lì richiede molto tempo per essere applicato e tu sei talmente di fretta che non hai il tempo di stare di È un metodo troppo ingombrante per applicarlo quando sei in quelle situazioni di velocità. Ecco. E quindi devi riuscire a come dire, a coniugare l'efficacia dimostrata a livello sperimentale con quello che è fattibile nella praticaccia. Ed è lì che è fondamentale quindi aver sperimentato sulla tua pelle quei meravigliosi momenti in cui, perdonatemi, sei nella M fin qua. Perché è così che ti senti quando... E ti è capitato? No, certo. Quando c'hai un cluster di esami, chiaramente devi riuscire ad arrivare vivo dall'altra parte. E quindi i tuoi metodi devono essere sì validati sperimentalmente, devono essere metodi efficaci, ma al tempo stesso devono essere snelli, qualcosa, un macchinario non troppo ingombrante. Mi viene in mente un altro esempio. Fai un esempio concreto, così capiamo. Esiste per dire, un software molto famoso, di cui non menziono il nome, che consente di studiare tramite delle flashcards, adoperando un algoritmo che sostanzialmente ti chiede queste carte in maniera ottimizzata per la tua memoria. C'è un piccolo problema, che per adoperare questo metodo tu devi farlo in maniera come si dice, rigorosa, sì, ma come dire, perdonate, io ho parlato inglese fino a stamattina, non ti preoccupare. Finalmente parlo un po' di italiano, che bello. No, però in maniera regolare, ecco, non mi veniva la parola, regolare. E chiaramente quando che hai una marea di esami e magari quella materia lì, l'esame ce l'hai fra 10 giorni, ma prima ce n'hai un altro di esame e non hai il tempo di star lì tutti i giorni ad adoperare questo metodo perché hai altro da fare. Quindi inevitabilmente la contingenza degli altri impegni si sovrappongono al tuo calendario. E quindi? E quindi devi avere metodi snelli, che siano sufficientemente elastici e soprattutto devi sapere quali sono i principi fondamentali del metodo di studio e quindi sapere quali sono gli errori che tendiamo a fare spontaneamente. Per dire, un errore classico è questo: noi pensiamo che studiare, anzi nella fattispecie memorizzare, consista che per memorizzare dobbiamo esporci n volte alle informazioni, che effettivamente è condizione necessaria, certo, quindi dobbiamo esporci ripetutamente alle informazioni, ma non basta, perché questa è soltanto una parte del gioco, l'altra parte è allenarci a tirarle fuori quelle informazioni, una cosa che in neuroscienze si chiama retrieval, l'accesso, forse è il termine migliore, a queste informazioni. E questa è una operazione che dobbiamo allenare in maniera specifica, quindi non basta leggere, per esempio, ma una volta fatte le prime letture devi allenarti a ritirare fuori quell'informazione, meglio se lo fai in maniera creativa, perché nel farlo tu crei nuove connessioni. Quindi a ripetere. Sì, però a ripetere in maniera anche lì, con saggezza. Quindi, per esempio, la forma migliore di ripetizione è l'autointerrogazione. Quindi ti fai delle domande e provi a rispondere connettendo le informazioni, non ripetendo il testo nell'ordine in cui sta nel libro di testo, quello non va bene. Connettendo le informazioni, per esempio, con altri capitoli. Quello è utile. Perché? Perché pensate al nostro accesso alle informazioni come un'attivazione elettrica. Il tuo cervello stai pensando a delle cose e devi riuscire ad arrivare all'informazione che vuoi tirare fuori. Quindi devi avere, sostanzialmente, qua semplifico in maniera brutale, un collegamento elettrico, diciamo, un collegamento logico, che dal contesto ti fa arrivare a quell'informazione. Più ne hai di questi collegamenti, più sarà la probabilità che effettivamente riuscirai a tirare fuori quell'informazione. Perché magari uno di quei collegamenti non funziona, ma ne hai tanti altri, per cui dal contesto tu arrivi ad attivare quel cassettino, quel circuito, ok? Quindi nel tuo metodo devi allenarti a creare nuove connessioni di questo tipo in maniera sostanzialmente dialettica. Ti fai delle domande, provi a rispondere variando ogni volta l'articolazione del tuo flusso logico sostanzialmente, perché ogni volta crei nuove connessioni, è lì il segreto. E questo è un errore che ne fanno tutti, perché per esempio se voi prendete il metodo di studio più diffuso in assoluto nella popolazione generale è rileggere.
Poi andate a vedere la letteratura e scoprite che rileggere praticamente serve a pochissimo. C'era un lavoro che ho anche citato nel libro, in cui prendevano un gruppo in cui facevano leggere una volta, un gruppo in cui facevano leggere 5 volte lo stesso materiale. Ora, se li interrogavate dopo un'ora per dire sì, quelli che hanno letto 5 volte fanno meglio, non c'è dubbio. Dopo una settimana la differenza era trascurabile, cioè era indistinguibile. Non riuscivate più a distinguere chi aveva letto una da chi aveva letto 5 volte. Quindi brutalmente facciamo i conti della serva, come si dice, quelli l'hanno sprecato 4 slot di tempo sostanzialmente, che potevano usare in maniera più saggia. Ecco, è tutto così, cioè il metodo di studio nel libro sono raccontati tutti gli errori che noi tendiamo a fare spontaneamente, e sono errori anche molto banali. Sì, ma tra l'altro rendono anche il fatto di ripetere, ad esempio, un metodo classico che ti insegnano elementari, sì, limita anche molto il cervello. Mi spiego subito, abbiamo tanti ragazzi che ripetono le cose in modo che alla fine diventa mnemonico, cioè diventa un elenco anche la storia, quando invece non deve essere così, perché ci deve essere un ragionamento, è questo che deve inserito nello studio, se no non ha senso studiare. Assolutamente, assolutamente. Per esempio un altro errore che si fa spesso è l'effetto spaziatura, cioè noi tendiamo purtroppo a valutare la nostra efficacia, l'efficacia dei metodi di studio che scegliamo sul breve termine, perché è più facile, cioè chi si ricorda, chi riesce a ripensare ai metodi che ha applicato un anno fa e a confrontare cosa si ricorda meglio da cosa si ricorda peggio. Diventa un lavoro. È un casino, ce la fai. Quindi noi tendiamo a valutarci sul breve termine. Piccolo problema, quello che funziona sul breve termine non è quello che funziona sul lungo termine. E siccome noi tendenzialmente studiamo per il lungo termine, perché vabbè, passare l'esame è importante ma fino a un certo punto, insomma, speriamo di farci anche qualcosa di concreto con quelle informazioni, dobbiamo imparare ad adoperare metodi che funzionino anche sul lungo termine. Uno di questi, fondamentale, consiste nel prendere il nostro budget di tempo, quello che hai stabilito, che è la tua disponibilità di tempo, e distribuirla su un intervallo di tempo lungo, che è grosso modo dello stesso ordine di grandezza rispetto al tempo in cui te lo vuoi ricordare. Quindi se voglio ricordarmi una cosa per qualche anno, devo distribuirla devo distribuire i passi su un ordine di grandezza che è quantomeno dell'ordine di grandezza dell'anno, ecco. E purtroppo la studiata pre-interrogazione è formidabile per passare l'interrogazione, però serve a pochissimo. Sì, perché uno studia l'esame, fa fatto l'esame e basta, non lo guarda più, e esatto, poi te lo dimentichi, anche se hai preso 30 in lode, te lo dimentichi dopo un anno. Quindi è normale dimenticarlo. Assolutamente. E noi non siamo computer, e purtroppo ci siamo evoluti per fare tutt'altro, e anche l'architettura del nostro cervello in questo è abbastanza evidente, no? Il nostro cervello è molto visivo, noi siamo animali visivi, però per studiare tutta quella circuiteria visiva che è metà del nostro cervello sostanzialmente non la usiamo granché, noi ci concentriamo sempre sulla parte linguistica, sulle aree del linguaggio, e quindi abbiamo un computer formidabile qua nel retro del nostro cervello che tendenzialmente non adoperiamo. Quindi anche lì molte mnemotecniche si basano su questo, sul ristrutturare un'informazione che nasce linguistica e farla diventare visiva, proprio per affidare l'onere di processare e memorizzare quell'informazione ad aree che altrimenti ad altre aree, quelle visive, che normalmente non adoperiamo a sufficienza, e saturiamo invece quelle linguistiche, Wernicke e Broca, per dire le due più famose. Allora, ritornando al tuo percorso, queste 5 lauree che hai scelto, ovviamente non è che sei un collezionista di lauree, quindi come le hai scelte e qual è l'obiettivo che ti sei prefisso con questo studio? Ma le lauree nascono, allora, non sono l'obiettivo nel modo più assoluto. Le lauree sono uno dei tanti modi con cui uno può fare quell'operazione che dicevo prima. Sono degli strumenti per assolutamente. Solo quello. E sono un metodo che semmai si distingue per una caratteristica, per essere molto sistematico, perché essendo un programma di studio stabilito da altre persone competenti nella materia, hai la garanzia che vedi un po' tutto, quindi hai il quadro completo di cosa esiste e cosa non esiste in quel field, che è qualcosa, tra l'altro, secondo me interessante, che per la nostra concezione che abbiamo quando impariamo una materia a scuola.
per dire, matematica. Noi studiamo i teoremi, ma non studiamo mai nei programmi scolastici, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, non studiamo mai quello che non si sa della matematica, cioè la frontiera, le attuali frontiere di ricerca. E secondo me è una lacuna grave, perché sono molto più interessanti, secondo me, le aree di frontiera, quello che non sappiamo. Comunque, chiusa parentesi. Che stimola ad andare oltre. Certo, ti viene la curiosità, ma perché non la sappiamo? Ci sono alcuni problemi di matematica non risolti che si possono esprimere. Pensa all'ultimo teorema di Fermat, lo capisce anche un bambino l'ultimo teorema di Fermat, è una soluzione a un'equazione veramente stupidissima, ed è un teorema che è rimasto, un problema matematico che è rimasto irrisolto fino a pochissimi anni fa, un problema semplicissimo, che capisce anche un ragazzino delle elementari. Ecco, Mi fido. Sì, comunque, questo per dire, chiusa parentesi, cioè il punto è che le lauree sono uno strumento che ha la garanzia di essere sistematico, quindi ha questa virtù rispetto ad altri metodi, ma non è assolutamente imprescindibile, è uno dei tanti modi con cui uno può avere questa contaminazione. Ora, quindi le lauree sono un mezzo per arrivare, ecco, la cosa che volevo dire, per fare ricerca abbiamo bisogno di questa multidisciplinarietà. Sì, ma tu come le hai scelte? Proprio Certo. con che logica? Allora, io in questo, cioè, per me è stato vitale quel aneddoto che ho raccontato del mio tutor a Sant'Anna, il professor Recchia, che al primo anno ci raccontava proprio l'importanza della scienza quantitativa, cioè la scienza non può rimanere, la scienza biologica, biomedica, finora è sempre stata per lo più qualitativa. Anche ben che vada, i sistemi biologici, i network biologici, quasi sempre sono sempre stati delle freccine, questo attiva quell'altro, questo inibisce quell'altro, eccetera, eccetera. Non può andare avanti così. Serve, come dire, prendere a prestito il rigore delle scienze dure, perché quel rigore ti dà molto in cambio, no? Richiede molta fatica, ma ti dà una solidità, una robustezza veramente importante. Quindi ci serve contaminarci con le scienze matematiche. Fare il percorso di laurea in ingegneria è un modo per arrivare a questo. Quell'aneddoto che racconta del professor Recchia. Il professore aveva sempre questo articolo, un articolo pubblicato su una rivista importante, un editoriale, che si intitolava "Può un biologo riparare una radio?". È interessante, cioè una radio rotta, se la date in pasto ad un biologo che voglia fare solo il biologo, che non voglia contaminarsi, no? Con gli orticelli accanto al proprio, fa il biologo, prende la radio, la apre, inizia a fare la classificazione dei componenti interni, per forma, colore, per quel che può contare, e poi inizia, cosa fa? Cerca degli organismi modello, quindi cerca delle altre radio dello stesso modello e le ordina funzionanti e inizia a staccare i pezzi a vedere quando smettono di funzionare sostanzialmente, no? Inizia a staccare la batteria, questo è importante, eccetera, eccetera. E viene fuori un grafo, un insieme di punti e di freccine, questo attiva quell'altro, questo è fondamentale per questo, eccetera, eccetera, infernale! Alla fine non riesce a riparare la radio perché quell'approccio non è scalabile, non riesci con quella metodologia ad affrontare quel tipo di complessità. Perché? Perché l'approccio per schematizzare una radio è tutt'altro, non è un insieme di freccine, questo attiva questo, è uno schema circuitale, che è proprio degli ingegneri. Però se non sapevi prima qual è la forma mentis giusta per affrontare quel problema, hai solo una soluzione, avere più forme mentis nella tua cassetta degli attrezzi e la applichi al bisogno. Per dire, una cosa mi è capitata recentemente a Cambridge, ho parlato con una collega, ricercatrice, persona molto in gamba, che ha fatto medicina e adesso sta facendo ricerca, e mi ha colpito questa frase. Ha detto che lei fa una fatica incredibile a parlare con i biologi, perché non riescono proprio a capirsi, vede che parlano due lingue diverse, ed è lì il punto. E a me, lungi da me, come dire, pensare di essere superiore, assolutamente no, però quel tipo di esperienza io non l'ho mai avuta, cioè quella incomunicabilità di linguaggio, perché so come pensano i biologi, in quanto ci sono passato, ho frequentato posti dove c'erano solo biologi e quindi ho imparato a pensare come loro. La stessa cosa con gli ingegneri. Quando dai esami di ingegneria sei circondato da persone che pensano in quel modo e ti contaminano in qualche modo, e lì sì, davvero si verifica l'osmosi, ed è quella la multidisciplinarità. Non è mettere l'esamino di matematica, quella non è multidisciplinarità, quella è dare nozioni di matematica. La multidisciplinarità è andare in un posto dove c'è gente, tutti quanti, tutti gli altri, che pensano in maniera completamente diversa da te.
e scoprire anche alcune cose divertenti. E riuscirci a dialogare, riuscirci Per esempio, io ricordo quando a ingegneria biomedica c'era l'esame di fisiologia, che è completamente diverso da tutti gli altri, perché tendenzialmente gli esami di ingegneria sono sempre formule che uno parte da imparare quelle formule e le dimostrazioni, ovviamente, e poi deve sempre applicarle con degli esercizi, c'è sempre questo aspetto, no, di applicazione. Fisiologia era un esame medico, per cui dovevano imparare a memoria. E mi dicevo, ma Giulio, ma cioè, io questo devo ripetere uguale? Certo che lo devi ripetere uguale, ci mancherebbe altro. E andavano in crisi perché non l'avevano mai fatto, no? Perché vedevi che non erano nel proprio del seminato, insomma. Nella loro forma mentis. Hai capito? Ed è bellissimo perché io venivo da l'esperienza di quel tipo, io avevo appena fatto i primi anni di medicina e quindi era bellissimo vedere proprio questa incomunicabilità di linguaggi e cercare di... Quindi tu pensi di poter fare la differenza in questo modo, cioè di insegnare, di far capire quanto è importante questa intercomunicabilità? Ma di testimoniarlo sicuramente. Nel mio piccolo, anche per il discorso che si menzionava prima del decreto Regio, nel mio piccolo ho tenuto 2 discorsi in Senato su questo argomento e io sono contentissimo ovviamente del fatto che finalmente il Parlamento ha approvato, no, la riforma per cui il famigerato decreto Regio è stato abrogato e quindi oggi gli studenti che vogliono perseguire questo percorso non hanno più l'onere di passare attraverso questo labirinto di burocrazia, di laurearsi nell'una, ereditare gli esami, iscriversi in tempo alla laurea successiva, eccetera, eccetera, ma trovano un substrato universitario che incoraggia questo tipo di discorso e per me non c'è eredità più bella, ecco, questo. Vorrei parlare un po' di neuroscienze, volentieri. che questa è la tua passione e ti occupi quindi di tutte le malattie, no? Un po' certo. Neurogenerative, quindi Parkinson, Alzheimer. A che punto siamo? E a che punto è anche la tua ricerca? Dove vuoi arrivare in questo ambito? Il tuo sogno? Domanda da niente, eh? Allora, andiamo con ordine. Partiamo dalle neuroscienze, poi parliamo delle malattie e poi parliamo del mio percorso futuro. Le neuroscienze sono, secondo me, un argomento straordinario perché, ma da tanti punti di vista, nasce multidisciplinare, rimarrà sempre multidisciplinare e già questo me le rende simpatiche, onestamente. E poi c'è qualcosa evidentemente di autoconoscitivo, perché tutto sommato, come dire, io trovo veramente visceralmente interessante l'idea che possiamo capire come funzioniamo e veramente arrivare a comprendere il meccanismo riduzionista di come funziona la macchina nel nostro cervello. E se uno legge le attuali frontiere di neurofisiologia, cioè onestamente è proprio quello, cioè, quando menzionavo prima le sharp wave ripples, ma era davvero così, Cioè le persone che studiano quell'argomento lì, cioè, hanno veramente davanti ai propri occhi il meccanismo esatto di come funziona l'integrazione delle informazioni nel nostro cervello. Io lo trovo qualcosa di veramente straordinario. E poi, dal mio punto di vista, la fisiologia è bellissima. In Sant'Anna alle volte si sentiva dire neuroscienze primo amore, perché molti entrano al primo anno proprio trascinati da questo amore per la neurofisiologia, perché è di una bellezza sentite quanto è bello sentire l'amore che ha per lo studio, è una cosa veramente stupenda. Ma ecco, nel mio punto di vista, una cosa che trovo ancora più prioritaria è cercare di capire come funziona la patologia, perché purtroppo è un problema di una vastità veramente enorme. Quando dicevo la pandemia del nostro secolo è questa, e sostanzialmente, cioè, non è neanche tanto un'esagerazione, perché sono malattie che grosso modo interessano 1 su 4 di noi. Quindi non è lo 0, ben inteso. In aumento, scusa, ti faccio questa domanda, in aumento il dato? Ci arrivo, sì, è in aumento. Piccola premessa doverosa, è fondamentale fare ricerca su tutte le malattie, da quelle più comuni a quelle più rare, questo deve essere sacrosanto.
Però c'è una caratteristica di queste malattie: i numeri che hanno le rendono non solo un problema medico, ma un problema sociale. Cioè, è brutto trasferirle in termini economici, ma per darvi l'idea, è un problema che è dell'ordine di grandezza del più di 2% del nostro PIL, è un problema enorme. Cioè, attualmente noi spendiamo 2% del PIL per curare malattie che attualmente non hanno cura, perché non hanno cura al momento. Possiamo limitare i sintomi attualmente. Poi è vero che, se Dio vuole, l'anno scorso, un paio d'anni fa, c'è stato un evento, veramente pionieristico, un evento straordinario, che è stato approvato dall'FDA, il primo farmaco, l'aducanumab, che è la prima, si chiama Disease Modifying Therapy, cioè una prima terapia che non è più palliativa ma agisce alla base dei meccanismi di queste malattie. È un farmaco per l'Alzheimer, è un anticorpo monoclonale, non è la panacea dell'Alzheimer, però è rivoluzionario perché per la prima volta non mette una pezza sui sintomi, ma prova a rallentare la malattia. Ma non va alle cause, però. Sì, va alle cause, nel senso, è un anticorpo antibeta-amiloide. Non sappiamo ancora esattamente com'è che funziona, però in qualche modo riesce a catturare la beta-amiloide, o nel liquor o nel fluido interstiziale. Non lo sappiamo ancora bene come agisce, però quantomeno dà un beneficio clinico riconoscibile, statisticamente significativo. Ecco. Comunque, chiusa parentesi, sono malattie di una enorme urgenza sociale, questo voglio dire. Cioè, per il fatto che hanno dei numeri giganteschi, 1 su 4 di noi in forte aumento, e non sappiamo il motivo, perché certo l'età gioca un ruolo, sono malattie senili, tecnicamente si dice presenili, perché iniziano fra i 50 e i 60. Dici, vivendo di più è ovvio che abbiamo più però questa malattia. Non è solo per quello, in qualche modo ci sono anche altri fattori non ben identificati per cui stanno aumentando. E il punto è appunto che è una battaglia che stiamo combattendo senza armi, quindi è un problema che ha un'enorme urgenza sociale, certo. E almeno dal mio punto di vista è un problema che a me piace molto, sia proprio per questi motivi. Come parlavamo prima, ne ho anche vissuta sulla mia pelle. Io già mi stavo dedicando a questo problema, però mio nonno è morto di una di queste malattie, quindi so come ci si sente, e ci si sente molto impotenti, perché tu vuoi poterli aiutare. È il motivo per cui alle volte fare neurologia, la pratica clinica neurologica, è un po' frustrante, perché tu vuoi poter aiutare il paziente ma non hai il mezzo per aiutarlo. E quindi c'è bisogno di ricerca, perché è lì la soluzione. Dal mio punto di vista, mettiamola così, a Cambridge prima erano lauree, le lauree sono un punto di partenza, non di arrivo, quindi adesso il mio stile di vita non è cambiato neanche di una virgola rispetto a come era Pisa, quindi sto continuando a fare un sacco di cose, anche molto diversificate, pur tutte accomunate chiaramente da tematica biomedica, certo, e vari approcci, se vogliamo. E certamente per me le malattie neurodegenerative sono un problema prioritario. E il tuo sogno? Il mio sogno è dare un contributo a problemi di ambito biomedico. Nella ricerca, ecco, una cosa però nella ricerca è fondamentale da dire. La ricerca ha la serendipità. Serendipità, che non ha nulla a che vedere con sereno, come radice linguistica, deriva da una favola, cioè i principi di Serendippo, una cosa strana, cercatela. Comunque la serendipità è il fenomeno onnipresente nella scienza, per cui quando uno inizia a cercare qualcosa, rigorosamente di solito trova qualcos'altro. Quindi la ricerca è così ed è fondamentale. Le scoperte dei premi Nobel, se uno le guarda, come la penicillina, lungi da me anche solo aspirare a tanto, ok? Lungi da me, però se uno guarda quei casi aneddotici, quasi sempre sono nate come dire side projects. Stavano facendo qualcos'altro, poi dicono ma proviamo a vedere, e poi la grande scoperta non era nel progetto principale ma era nel side project che era iniziato per divertimento. È quasi sempre così. Quindi non avere obiettivi. Quindi no, lasciarsi guidare dai propri dati. E quindi certo, in maniera con l'elasticità mentale tale da capire qual è il problema migliore che uno può affrontare con quello che ha dinanzi. Detto questo, per me le malattie neurodegenerative sono una priorità, per cui dare un contributo in questo settore per me sarebbe un sogno, anche insomma un contributo di arbitraria
peso. Vivi come una missione, lo vivi come una missione, No, anche perché il certamente. medico Ma insomma, certamente, incarna ma con una missione. ecco, forse è vero, io finora vi ho dato messaggi un po' tristi, però possiamo essere ottimisti basandoci su una cosa, sul fatto che c'è uno sforzo globale contro queste malattie, enorme, e non avete idea davvero della misura di questo sforzo. E quindi possiamo essere ottimisti da questo punto di vista, cioè è un problema che è vero, è molto urgente, però se non altro non lo stiamo affrontando da soli, c'è davvero uno sforzo di tutto il mondo. Domanda pratica. Perché hai scelto questo titolo? Il Oddio. metodo geniale, i segreti del cervello, per apprendere poi velocemente Allora, e amare lo studio. vi devo confessare un paio di cose. Primo, il titolo ci è voluto un mese per pensarlo. Lo sapevo. E secondo, vi devo confessare il titolo che aveva suggerito l'editore, che era il seguente, cito: come studia un genio? No. No, ragazzi, non si può fare. No. Allora, finché il metodo che è geniale mi va bene, allora quello va bene, sottoscrivo. Non ti senti un genio? Ma no, è una parola vuota, nel senso che, allora, intanto sfatiamo un po' di miti. Il mito del QI, che è qualcosa di un concetto assolutamente superato in psicologia. La nostra intelligenza è per forza, per sua natura, ha tante declinazioni, quindi è chiaro che poi ognuno può avere latitudini diverse. Questo però, cosa fondamentale, non vuol dire né che ci sono persone tipo più visive o più uditive, eccetera eccetera. Questo concetto è stato abbondantemente smontato dalla psicologia, almeno quasi concordemente. E l'altra cosa che non è implicata da quanto ho appena detto è la opinione molto diffusa per cui un certo studente non è portato ad una certa materia, quindi deve cercarne un'altra. È vero che la nostra intelligenza nasce con questo aspetto plurimo, per cui ognuno ha delle attitudini diverse, ma significa assolutamente che uno non possa allenarsi nelle attività dove è relativamente debole, insomma. Quindi io sono convintissimo che la grande differenza nel successo di uno studente non stia né nella sua genetica né nella sua, come dire, nel caso, ma sta nel metodo sicuramente e nella motivazione. Per trovare la motivazione bisogna fare esperienze, bisogna esporsi, e lì c'è tutta la differenza, davvero. La domanda era: ti senti un genio? Secondo me cioè, definiscimi genio. Non vuol dire niente, c'è una parola, è come la parola scienziato. In italiano scienziato sembra Einstein, puoi dirlo di Einstein, tutti gli altri suona tirarsela. Scientist in inglese è una parola di uso comunissimo, quindi è una parola che purtroppo genio è la stessa cosa, è una parola che ha un gradiente di significati che può andare da persona con un QI, per quanto concetto abbondantemente superato che non dovremmo tirare in ballo, ma un QI più alto della media a, come dire, un'estremizzazione arbitraria di questa definizione. Quindi secondo me quella che si chiama in matematica una domanda mal posta, ecco, questo è un quesito mal posto, non ha soluzione. No. È come dire, risolvimi l'equazione 1 più 1 uguale 5, voglio dire, non ha una soluzione rigorosa. Mi sembra una ottima risposta. Va bene, allora noi abbiamo toccato tantissimi argomenti, quindi abbiamo passato quasi praticamente un'oretta e volevo lasciare anche un po' la parola al pubblico perché immagino che ci siano tante domande. Volevo solo chiudere dicendo che il fatto che ci sia, come lo dicevo anche un po' all'inizio, una persona che rompe i record, lui è chiamato un po' l'uomo dei record per tutti questi obiettivi che ha raggiunto, è importante perché ogni volta che una persona riesce a fare qualcosa, un essere umano riesce a superare un limite, poi tutti gli altri sono capaci di farlo. Voglio sottolineare questo punto perché questo è il punto fondamentale. Assolutamente. Cioè,
tutti possiamo riuscirci. Magari chi con più difficoltà, non c'è bisogno di arrivare a 5 lauree, però insomma sono obiettivi raggiungibili, bisogna solo avere il coraggio e anche credere nelle nostre capacità intellettive, perché il nostro cervello, questo tu mi dai, è veramente una macchina potentissima che non usiamo e dovremmo imparare invece ad usarlo e per usarlo dobbiamo sapere che funziona alla perfezione, che ha tantissimi utilizzi che possiamo ancora scoprire, non solo utilizzare, proprio scoprire cose nuove. Assolutamente. Noi non siamo nati per studiare perché evolutivamente ci siamo selezionati per tutt'altro, ci siamo selezionati per vivere come l'uomo delle caverne, trovare il cibo, eccetera, eccetera, non per imparare a memoria una poesia. L'evoluzione non ci ha formati per quel task. E quindi studiare qualcosa di non naturale per il nostro cervello. Motivo per cui lo facciamo male, siamo naturalmente inetti allo studio. E l'unica soluzione è quindi affidarsi a quelle persone che si sono messe lì con pazienza e rigore a verificare quali strategie funzionano meglio e quali peggio, soprattutto quando queste strategie sono controintuitive, e applicare quelle strategie. Fine. Quindi sapere quali sono gli errori che noi facciamo naturalmente ed evitarli, e questo vuole essere il messaggio del libro. E trovate tutto infatti nel libro. Bene, io direi curiosità dal pubblico. Buonasera, volevo chiedere, dottore, per quanto riguarda il Parkinson, a che punto siamo con la ricerca? Allora, il Parkinson è una malattia estremamente, da una parte è quella che conosciamo meglio e dall'altra parte è estremamente elusiva. È quella che conosciamo meglio perché è relativamente semplice. Cioè, premessa, faccio un riassunto: malattie neurodegenerative in 30 secondi. Ok? Allora, malattie neurodegenerative sono malattie che poi chiudo la parentesi e continuo a rispondere. Allora, le malattie neurodegenerative sono un insieme di malattie che apparentemente non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra. Alcune sono motorie, come il Parkinson, per lo più motoria, o la SLA per esempio. Altre sono più cognitive, pensiamo all'Alzheimer. Altre sono un po' più comportamentali, come la DLB, eccetera, eccetera. Comunque hanno uno spettro di manifestazioni cliniche molto eterogeneo, però hanno in comune molto del loro meccanismo. Cioè c'è sempre qualche proteina maledetta che per qualche ragione inizia ad accumularsi. Ne conosciamo già 5 o 6 di queste proteine dannatissime. Le più importanti sono l'alfa-sinucleina, che è stata scoperta dalla mia professoressa di Cambridge, professoressa Spillantini, nel 97 a Cambridge, la tau, la beta-amiloide, questa forse la conoscete nell'orecchio, è la singola proteina più studiata nella storia, la beta-amiloide, ha più articoli di qualunque altra proteina. Poi un'altra è il prione, mucca pazza per intenderci, il PRP sarebbe il nome, ecco. E l'altra ancora è che conosciamo dal 2007 più o meno, è la TDP43, che sappiamo essere associata alla SLA. Quindi sostanzialmente alfa-sinucleina uguale Parkinson e altre 2 malattie più o meno simili, che sono la DLB e l'MSA. La tau e la beta-amiloide stanno spesso assieme, quindi quando una si accumula spesso si accumula anche l'altra, e pensate più o meno a Alzheimer e varie altre malattie simili. E la TDP dovete pensare SLA e un'altra malattia che è la demenza frontotemporale sottotipo TDP. Un po' complicato, comunque il punto è che c'è sempre una proteina maledetta che inizia a accumularsi. Il Parkinson è relativamente semplice perché rispetto all'Alzheimer, dove ce ne sono 2 di cattivone, la tau e la beta-amiloide, e non si capisce mai quando è colpa dell'una e quando è colpa dell'altra, nel Parkinson ce n'è solo una, l'alfa-sinucleina. Quindi da quel punto di vista è relativamente semplice. È anche una proteina che conosciamo da tanto tempo, perché appunto la professoressa Spillantini la scoprì nel 97, quindi sono passati già più di 20 anni da quando conosciamo il cattivone, diciamo, l'alfa-sinucleina. Dall'altro punto di vista, l'alfa-sinucleina è, perdonate il tecnicismo, una proteina bastarda, perché è estremamente elusiva. Cioè, l'ho provato anche sulla mia pelle, cioè quando uno fa gli esperimenti, spesse volte cose che funzionano molto bene sulla tau, esperimenti proprio, con l'alfa-sinucleina non funzionano.
o perché l'anticorpo non funziona, o perché non ce n'è abbastanza, per 1000 motivi, per cui è una proteina veramente impegnativa da studiare. E questo un po' limita la ricerca, perché ci vuole molto sforzo prima di poter portare un risultato riproducibile, sperimentale. Da un altro punto di vista, il Parkinson si distingue, e questo è da una parte molto affascinante, dall'altra molto frustrante, per il fatto che ha avuto una serie di cambi di paradigma infinita. Cioè, sapete, no, la teoria di Kuhn, no, come è fatta la scienza? La scienza funziona, ci sono i paradigma e l'opinione established, no, l'opinione che ormai si è stabilizzata, ha avuto un consenso da parte degli scienziati, dopodiché iniziano a accumularsi evidenze contrarie, a un certo punto c'è un grande patatrac e si passa al paradigma successivo. Ecco, questa cosa, nel caso del Parkinson, è successa innumerevoli volte, per dire. Classicamente si pensava che uno, praticamente, quando, ancora all'inizio del Novecento, se voi fate un'autopsia in un paziente che è morto con il Parkinson, trovate questi aggregati enormi, questi corpi di Levi, il cui ingrediente principale è questa alfa-sinucleina. Bene, questi corpi di Levi sono enormi, sono degli accumuli proteinacei grandi come il neurone, grandi, enormi all'interno, cioè sulla scala micrometrica, sulla scala delle cellule ovviamente, sono enormi, grandi come un neurone intero, e sono inclusi all'interno del neurone. Quindi il ragionamento che hanno fatto i patologi nostri maggiori è chiaramente evidente, no? Ci sono degli accumuli enormi e quindi il neurone muore a causa di questi accumuli e non fa una grinza. A un certo punto, con insomma, il passare degli anni, si è capito che è il contrario, molto probabilmente. Cioè questi accumuli sono difensivi in qualche modo, sono dei meccanismi di protezione con cui vengono praticamente messe in carcere queste proteine. Adesso, peraltro, evidenze recenti sembrano invece rimettere in discussione ancora questa cosa, per cui forse invece sono tossici perché fanno una loss of function. C'è molta... proprio per il fatto che sono meccanismi estremamente elusivi, è facile incorrere in contraddizioni, cioè ci sono delle evidenze che si contraddicono l'una con l'altra. Ed è lì la difficoltà. La difficoltà sta proprio nel cercare di fare uno zoom out, di capire, mettere insieme queste evidenze altamente contraddittorie e capire chi ha ragione e chi invece no. E poi un'altra cosa che la rende difficile da studiare, questo però non è vero solo sul Parkinson, è verissimo anche per tutte le altre che ho menzionato prima, è che sono veramente delle proteine bastarde, perché una volta che iniziano ad accumularsi, sostanzialmente danneggiano tutti gli organelli della cellula. E quindi uno non capisce mai se viene prima l'uovo o la gallina. Cioè, viene prima la tossicità mitocondriale e poi quella sinaptica viene di conseguenza, oppure il contrario, oppure viene prima quella del reticolo endoplasmatico, quella dei microtubuli, quella nucleare. E quindi mettere insieme questo... Cioè il fatto che sono così tossiche in maniera multisistemica all'interno della cellula lo rende un problema molto difficile dal punto di vista sperimentale e quindi sì, è un problema molto impegnativo. E per ora abbiamo dal punto di vista clinico, quindi dei pazienti attuali, abbiamo per fortuna insomma un gran numero di terapie, sono tutte terapie palliative, cioè non mirano a rallentare gli accumuli e la loro diffusione all'interno del cervello. Purtroppo questo non si può ancora fare. Quello che cercano di fare è limitare l'espressione dei sintomi, che però comunque è tanta roba. Cioè di Parkinson una volta la prognosi era 5 anni, adesso è molto di più di 5 anni, grazie a queste terapie palliative. Quindi per fortuna riusciamo a metterci una pezza parziale, però non riusciamo a rallentarla ancora, e per questo è fondamentale la ricerca pura. Bignami di malattie neurodegenerative. No, è che poi ci sarebbero 1000 domande da farti anche sul, tu hai citato della scienza, insomma non ci sono, la scienza si muove nel tempo, non è una cosa così fissa, ci sono delle teorie che arrivano, sono concordi fino a un certo punto, poi tac, arriva quello che ti cambia totalmente, quindi andare anche molto piano nel dire lo dice la scienza. Cioè. È il motivo per cui i famosi premi Nobel che si menzionava prima, se voi guardate gli articoli dei premi Nobel, quasi sempre sono pubblicati su riviste di secondo ordine. Perché? Perché erano scoperte talmente rivoluzionarie che quando arrivavano sul tavolo di Nature e Science, i revisori le facevano vedere, cioè i revisori le guardavano e dicevano sì, ma questo non è
possibile, dai. Allora, racconto questo Quindi... piccolo aneddoto, vi rubo tempo. Planck, che è premio Nobel per la fisica, quando lui ha fatto le sue teorie lo hanno snobbato, trattato malissimo, emarginato per lungo tempo. Alla fine un giornalista, quando ha preso il Nobel, gli ha chiesto: ma come ha fatto a convincere i suoi colleghi delle sue teorie, posto che è stato così trattato male? E lui ha guardato il giornalista, si è messo comodo e ha fatto: ho aspettato che morissero. Qualche anno fa, era penso il 2015-2016, su un quotidiano nazionale lessi questo dato che mi colpì molto. Era una classifica che poneva l'Italia al penultimo posto tra i paesi della Comunità Europea come numero di laureati. Invece il Nord Europa sotto questo aspetto era molto più virtuoso. Lei che ha vissuto profondamente il mondo dell'università, sia in Italia che anche all'estero, come si spiega questa cosa? Allora, domanda da niente anche questa, eh? Allora, no, bella domanda. Andiamo con ordine. Sì, devo fare una premessa. Quello che abbiamo raccontato finora è stato il mio percorso italiano. Va detto, ecco, che io in parallelo, siccome mi annoiavo, no? In parallelo... Mi avanzava tempo. Cioè, questo è stato il mio percorso di Pisa, ma in parallelo a questo ho frequentato sostanzialmente Cambridge e Harvard. Quindi ho avuto anche, insomma, Cambridge ha iniziato nel 2016, abbiamo pubblicato nel 2017, Harvard nel 2018 e poi abbiamo pubblicato nel 2020 in Science. Ora, quindi ho avuto anche modo di confrontarmi proprio con realtà straniere. Tante cose mi vengono in mente. Allora, sicuramente va detto che è un problema. Su questo non c'è poco da dire. Personalmente ho una mia risposta, e nel mio piccolo ho anche cercato di metterla a frutto, e secondo me c'è anche un problema di mobilità sociale, cioè che deriva da una mancanza di conoscenza di come è fatta l'università. Perché io, ecco, siccome mi annoiavo molto, oltre a frequentare Pisa, Harvard e Cambridge, adoro fare volontariato. È una cosa che ho sempre fatto. Ecco, mi è capitato spesse volte di andare nelle scuole per vari progetti, poi ne ho messo in piedi anche uno mio, si chiama Choice for Life, ed trovate tutto online, per aiutare i giovani proprio a scegliere l'università. In Italia o all'estero? In Italia, tutto in italiano, specifico proprio per l'Italia. A parte il titolo. Il titolo perché voglio che sia spendibile per i ragazzi, e purtroppo se non è in inglese la gente all'estero non lo capisce, e quindi non... e quindi ho scelto apposta un titolo in inglese per questo, perché possano beneficiarne di più i ragazzi quando scrivono a curriculum. Ora, il punto è questo: quando mi è capitato di andare nelle scuole e quindi parlando con i ragazzi giovani e chiedendo domande anche relativamente banali di come è strutturata l'università, mi rendevo conto che non avevano idea. Ma non è colpa loro, perché ma anche banalmente come funziona la scienza non viene insegnato. E questo poi è un problema minore, però è comunque un problema, quantomeno un problema sociale, e si vede poi quando, nei notiziari quelle cose, cioè negli scandali che vengono fuori si vede. Comunque, al di là di questo, il punto è che o uno ha la fortuna di essere in un posto come il Sant'Anna dove ti insegnano come funziona la scienza, o uno ha la fortuna di avere i genitori che sono stati all'università e ti insegnano come funziona l'università. Se uno non ha queste due fortune è lasciato a piedi. E quindi come diavolo fa a uno a venire voglia di andare all'università se manco sa cosa diavolo è l'università? E parlando con i ragazzi non manca la conoscenza pratica, ma il colmo è che si può raccontare in 2 ore il bagaglio di conoscenze necessario per fargli capire che bestia è l'università, che stile di vita si fa, eccetera, eccetera. Il fatto che è radicalmente diversa dalla scuola, per esempio, è una cosa completamente diversa. All'università i professori non sono solo dei didatti, sono anche dei ricercatori, per definizione, che portano avanti il field. Quindi è un mestiere diverso, non è più solo didattica, è qualcosa di molto diverso. Ecco, e quindi nel mio piccolo, appunto, ho fatto anche questo progetto proprio per aiutare i ragazzi a scegliere in maniera consapevole. Quindi secondo me una delle risposte è questa per i laureati: se la gente non sa cos'è l'università,
o uno ha la fortuna di avere i genitori, che comunque è una fortuna parziale, perché i genitori, benché vada, l'hanno fatta 30-40 anni fa all'università, ha cambiato tutto, 30-40 anni no, meno, 20 anni fa, ma comunque è cambiato tutto, ecco, rispetto all'epoca. Quindi la prima risposta che mi viene in mente è questa. Poi io adoro... Sì, vai, finisci. Prego, mi sa che è la stessa cosa. Sono tanti ragazzi sì. si fermano, però, cioè iniziano l'università, ed è questo il dato più grave, che si perdono proprio nei meandri. Forse qui c'è un problema proprio di struttura della nostra università, di metodo didattico. Sarò sincero, a me la nostra università piace molto. Mi piace molto anche il nostro sistema scolastico. Va detto che ha delle peculiarità, nel bene e nel male. Il fatto, per esempio, evidente, se uno confronta, no? Io l'ho visto sulla mia pelle, no? Avendo frequentato come intern sia Cambridge sia Harvard. Io ero intern, avevo il badge di entrambe le istituzioni, e chiaramente una differenza è lampante, cioè il fatto che da noi si fa praticamente solo teoria, e là invece si fa molta pratica. Quindi uno studente di Harvard fin dall'inizio va in questi laboratori di altissimo livello e frequenta in maniera proprio anche manuale, nel senso fa la pratica. Questo non è necessariamente un male, il fatto che da noi si faccia solo teoria, è però qualcosa che ci caratterizza. No, è un male. Perché anche laurearsi, io sono laureata in giurisprudenza, non sono mai entrata in un tribunale, non ti hanno mai fatto vedere un fascicolo, molti ragazzi... Dipende da cosa vuoi fare, perché se vuoi partire da medicina per fare ricerca come ho fatto io, è perfetto aver fatto teoria, no? Se vuoi fare il clinico, no, ti manca qualcosa, no? Se vuoi fare però la pratica nella multidisciplinarietà che dicevi tu, avere anche il contatto con la materia sarebbe utile, quantomeno una via di mezzo, no? Non essere troppo estremisti nella teoria, ecco. E poi un'altra cosa che ci caratterizza è il fatto, per esempio, questa è una domanda che mi piace spesso fare. Se vi chiedessi, prendiamo, sapete, noi i ranking universitari, quelli più importanti, il QS, l'ARVU e il THE, i tre più importanti. Ora, è uscito il QS ieri, tra l'altro devo ancora guardarlo, comunque... se prendiamo gli ultimi anni, magari ieri è cambiato tutto, mi sbaglio, ma tendenzialmente se prendiamo gli ultimi anni, se prendiamo i top 20 ma anche top 30, se io vi chiedessi quante università dell'Unione Europea stanno nella top 30, la risposta è zero, perché tolte Oxford e Cambridge, che ovviamente sono post-Brexit, tolte le due di Londra, Imperial e come si chiama, University College, UCL, e tolte quelle 4, insomma le 4 inglesi, tolto l'ETH a Zurigo. Tutte le altre sono per lo più in America, si salva, cioè nel senso non americana c'è la Tsinghua in Cina, basta, cioè quindi l'Unione Europea non ha università che arrivano nemmeno nel top 30, è tanto top 30. Perché? Perché la nostra policy, la nostra scelta è: abbiamo delle risorse e le distribuiamo su tutti i campanili, c'è il classico campanilismo, no? Non abbiamo una Harvard, cioè un posto dove si concentra il talento, e questo aspetto ha dei pro e dei contro. Da un lato non abbiamo dei picchi negativi, questo va detto, cioè le nostre università, uno che fa una laurea in un posto in Italia o in un posto dalla parte opposta dell'Italia, ha un'esperienza del tutto paragonabile, quindi c'è questo aspetto che è sicuramente utile. L'altro aspetto è che riusciamo a essere un po' più ecumenici rispetto, cioè proprio per il fatto che l'esperienza è più o meno la stessa, non ci sono appunto grandi differenze fra un'università e l'altra, obiettivamente. La qualità è buona in tutte le università italiane. D'altra parte manca quella catalisi, quel riunire i talenti, concentrarli in un posto, perché è lì che si verifica quella magia che trovi in posti come Harvard e Cambridge. Si verifica quell'ambiente estremamente che ti nutre proprio, e che per la ricerca è formidabile. In Italia un po' ce l'abbiamo un po' nelle scuole superiori, la scuola Sant'Anna e la scuola normale sono un po' quella cosa lì, in piccolo, però sono un melting pot quantomeno nazionale. Però ecco, questo secondo me è una cosa che un po' ci manca, cioè non avere la Harvard europea o italiana, forse un po' figlia dei campanilismi che hanno un po' attraversato la nostra storia, nel bene e nel male, cioè non necessariamente nel male, ci mancherebbe altro. Io
adoro l'università e la scuola italiana. Peraltro io ho anche frequentato non solo l'università all'estero, ma ho anche frequentato la scuola all'estero, perché io tutte le estati, quando finivo, io non perdevo un singolo giorno in Italia, ma quando finivo le lezioni in Italia io ero talmente matto che andavo in un posto completamente diverso e frequentavo e viaggiavo, ovviamente, facevo anche quello, facevo sia sightseeing sia frequentare una scuola. E l'ho fatto in Australia, l'ho fatto in Nuova Zelanda, l'ho fatto poi in America, in Germania, eccetera. E quindi ho visto come si studia altrove. E anche lì, allora, la fatica della cultura, della teoria che facciamo noi è formidabile. Quella non l'ho mai vista da nessuna parte. Cioè il livello di profondità teorica a cui arriviamo noi è incredibile. Manca tutta la parte pratica, di nuovo. Aneddoto che racconto sempre, ma è evocativo. Lezione di fisica in Italia. Ragazzi, oggi studiamo la gravità, quindi dimostriamo la formula, facciamo tutta la derivazione, facciamo tutti i calcoli e poi facciamo gli esercizi. Ottimo. Non c'è nulla di male, anzi, francamente è l'approccio che preferisco, ma a titolo personale. Però quello che non conosciamo è che c'è l'altro approccio, quello sperimentale, che è altrettanto valido di questo e ci manca completamente, mannaggia. Lezione di fisica in Nuova Zelanda. Ragazzi, oggi facciamo la gravità. Allora, tu prendi la pallina, tu prendi la corda, tu prendi il timer, tu vai al secondo piano, getti la pallina, tu prendi nota di quanto tempo ci mette e così si studia la gravità e si dimostra la formula della gravità in una lezione in una scuola anglosassone. A noi tutto questo manca. Esatto, esatto. Grazie per questa serata che è bellissima. Io volevo chiedere quanto può incidere l'emotività sullo studio. Ma più che altro, allora, più di una cosa da dire. Va detto intanto che c'è la necessità di prendere consapevolezza che io ve l'ho raccontata, come dire, come se fosse tutto divertente, e secondo me lo è, però va detto che ogni tanto ci sono degli incidenti di percorso. Fisiologici, del tutto fisiologici. Raccontavamo prima, se uno prende le statistiche di quanta gente va in burnout, almeno a un episodio di burnout durante la facoltà di medicina, c'è da mettersi le mani nei capelli. E il punto è che sono incidenti fisiologici, per cui bisogna togliere quello stigma sociale nei confronti di questa, chiamiamola malattia, comunque di questi fenomeni di burnout, che sono una cosa di cui non bisogna assolutamente vergognarsi, capita a tutti, e quindi bisogna chiedere aiuto, perché l'evidenza rigorosa ci dice che quando uno va in burnout, oltre un certo livello, non ne esce in maniera dignitosamente rapida senza terapia farmacologica, dicono le evidenze sperimentali, quelle vere, quelle rigorose pubblicate sui paper. E quindi deve andare dal medico, quindi deve chiedere aiuto, e quindi deve avere un substrato familiare e universitario, una struttura che lo incoraggia a chiedere aiuto. Detto questo, quindi l'emotività da questo punto di vista va gestita, perché è normale avere momenti di picchi negativi, diciamo così, e non tutti riescono a uscirne presto, per cui serve l'attenzione medica, che non deve avere nessuno stigma, è una cosa naturale, succede a tutti, quasi a tutti, quindi davvero naturalissima, nessuno stigma. L'altra cosa, questa è una mia opinione personale, secondo me un aspetto che mi ha aiutato ad essere resiliente nei confronti di questi picchi negativi che capitano assolutamente a tutti è avere nella propria vita più di un filone, più di un thread, come si direbbe in inglese, no, un percorso, più di un percorso di vita che stai seguendo, perché siccome questi percorsi localmente possono lasciarti a piedi, devi avere la ridondanza. Il piano B. Sì, più di uno, perché dici, vabbè, lì sta andando tutto a rivengo, però quantomeno, guarda, c'ho
Cioè, sto facendo tante altre cose, là tutto sommato sta Un po' di andando bene. strategia ci vuole. Hai capito? È improbabile che ti lasciano a piedi tutti. No, io quando facevo le lauree avevo questi 5 percorsi. Adesso non posso ancora dirvi cosa sto facendo, però vi assicuro che sto facendo un numero molto cospicuo di cose che ancora non posso rivelarvi. E quando lo puoi rivelare? Io spero nel medio termine, perché la ricerca purtroppo è lenta per la sua natura, ecco. Però io spero nel medio termine di potervi raccontare un po' di cose che sto facendo. Ora, questo a me aiuta molto, perché è chiaro che questi percorsi lì per lì ti lasciano a piedi localmente, e quindi io sono appassionato di aerei. In aeronautica c'è un principio di progettazione che si chiama ridondanza. Tutti i sistemi in aeronautica sono ridondanti, ce n'è almeno 2 o 3 copie, minimo, anche di più per alcuni sistemi. Ed è fondamentale perché sai benissimo che uno ti può lasciare a piedi, per questo devi avere gli altri, no? Che fanno quantomeno qualcosa di simile, non per forza uguale, per esempio i sistemi idraulici non sono esattamente identici, però riesci a tollerare il fatto che uno ti lasci a piedi, questo sì, e deve essere la stessa. È ovvio, se ci pensi, è ovvio che la nostra vita deve essere progettata esattamente in questo modo, ma non è il modo con cui ce la fanno progettare i syllabus delle nostre università, dove hai un thread, hai la media, e una volta che hai insomma danneggiato quella, hai capito, avevi quello nella vita, dopo certo che vai in depressione perché dici continui a lavorare e ti senti mortificato dal fatto che hai avuto questi incidenti. Invece se hai tanti thread, tanti percorsi, sei ridondante, sei resiliente. Quindi quello che suggerisco, la mia soluzione del tutto personale, avere più percorsi, anche e specialmente extra scolastici, extra accademici, cioè nel senso extracurricolari, ecco, non curricolari, cose che gli altri non fanno e che fai tu per tua scelta, che è molto più divertente, tra l'altro, e ti differenzia, è un differentiator, come si dice, no? Ecco. Per completare, scusa, la tua risposta, perché la signora parlava di emotività, sì. che conosco, so di che cosa parla, e il divertirsi, non farsi prendere dall'ansia della prestazione, questo Certo. può aiutare tantissimo, no, a gestire l'emotività. Io sul divertirsi io me ne sono sempre strafregato di quello che pensavo del appunto secchione, eccetera, eccetera. Proprio me ne sono sempre fregato. Ho sempre preso le mie decisioni razionali. Non ho fatto nulla di straordinario io, Ho preso le mie decisioni in maniera razionale, fregandomene del fatto che altra gente pensava che questo comportamento fosse, uso un altro termine scientifico, palloso. No, non lo è. Io mi sono divertito come un matto a fare quello che ho fatto. Questo è il Però segreto. c'è no, ma il punto che voglio sottolineare è questo, è che spesse volte è l'ambiente con cui ci circondiamo che ci induce a credere che certi comportamenti siano, che ne so, non gratificanti, Certo. quando sono estremamente gratificanti. Cioè pensa nella scuola, se c'è un ragazzino delle elementari che si mette a studiare, ma gli danno del secchione subito, o questo alla faccia tosta che avevo io, di fregarsene, altrimenti per il fatto che in questo ambiente sociale perde un comportamento virtuoso perché gli altri gli dicono che non è, come dire, che non è divertente abbastanza, che ci sono cose più divertenti, tipo andare a perdere tempo a, che ne so, ubriacarsi. E poi vediamo i risultati. No, per cui l'emotività secondo me in questo è fondamentale, fregarsene di quello che ti dicono, che, come dire, dei giudizi degli altri su cosa è divertente e cosa non è. Giudicatelo voi cosa è divertente, cosa non lo è, cosa dà soddisfazione, cosa non è, lì che si impara. Grazie mille, grazie Giulio. Se posso, Sì, per la assolutamente. mia tradizione, mi piacerebbe leggere il finale del libro, Assolutamente. l'ultima pagina, perché è un pezzo a cui io tengo moltissimo ed è un po' il testamento, diciamo, di questa esperienza. Grazie mille. Perché è un po', insomma, il riassunto generale. E le tradizioni si mantengono, quindi... Sì, è una cosa a cui tengo molto. Allora, amici, siamo giunti alla fine e mi piange il cuore al pensiero di dovervi salutare. Permettetemi in queste ultime pagine di ricapitolare il messaggio finale del presente libro, condensando il mio pensiero in una sorta di credo laico. Credo che la nostra società si avvii ad abbracciare una radicale trasformazione nel metodo di studio e di insegnamento, per basarsi sempre più saldamente sull'evidenza. Evidenza in primo luogo scientifica, che poggia i propri piedi sulla riproducibilità dei dati, anziché sulla cieca tirannia dell'inerzia, ma che non preclude al tempo stesso l'evidenza soggettiva e metacognitiva, la sperimentazione individuale di metodi nuovi e fuori dagli schemi da parte di ciascuno di noi. Credo che una conoscenza vasta e multidisciplinare sia in grado di trasfigurare radicalmente la nostra vita professionale in qualunque settore, da un mero atto esecutivo
a un gesto creativo, originale e oserei dire artistico. E che questa emancipazione, l'abilità di plasmare la nostra disciplina modificandola e lasciando il segno, porti con sé una rivoluzione copernicana in termini di gratificazione che traiamo dalle nostre attività quotidiane. Credo che la multidisciplinarietà non consista nell'introdurre qualche sporadico esame estraneo in seno a un certo corso di laurea, ma nel tuffarsi in una platea di studenti o professionisti dediti esclusivamente a una disciplina diversa dalla nostra, per fondersi totalmente con essi, respirare la loro area fino a riunire in sé una moltitudine di diverse dramatis persone e sapersi trasfigurare in ognuna di esse a proprio piacimento, pensando e agendo secondo i dettami e gli stilemi propri di quelle diverse identità. Non tutti possiamo avere una mente geniale, una beautiful mind, ma tutti, se lo vogliamo, possiamo avere una mentalità geniale, un beautiful mindset. Credo che il significato ultimo della nostra vita corrisponda all'impatto che lasciamo dietro di noi, è destinato a sopravvivere dopo di noi, e che in quest'ottica lo studio rappresenti il singolo atto più fruttuoso a cui possiamo dedicarci, nella misura in cui ci consente di ereditare la conoscenza di tante generazioni che ci hanno preceduto, fungendo da moltiplicatore di esperienza o, parimenti, moltiplicatore del nostro personale impatto. Credo che lo studio diventi psicologicamente sostenibile nell'unico momento in cui non viene condotto perché ci siamo costretti o perché è scritto in un piano di studi ministeriale, ma per la bellezza di imparare e di applicare il proprio sapere a una causa per cui vale la pena lottare. Credo che ognuno di noi abbia il potenziale di essere uno studente straordinario e un essere umano straordinario, e che il segreto metodologico per raggiungere un simile obiettivo risieda nell'accettazione della nostra natura umana e in ultima analisi nella conoscenza degli ingranaggi del nostro cervello. Infine, credo che tutto questo sia vero e che la domanda che vi ha spinti a leggere questo libro abbia trovato risposta. Non so quale fosse questa domanda, ma sono sicuro che la risposta è stata con noi tutto il tempo, fin dalla prima riga. Gnotis euton, conosci te stesso. Grazie.